Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente all'interno di Max Payne 3 con un'altra fantastica parte della nostra storia in modalità single player. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente dentro il fantastico ufficio brasiliano, questa volta in compagnia di un nuovo gran stronzone nel nostro team, un secchione che praticamente sarà nell'altra parte dell'isolato a farsela sotto, e ci troviamo con il nostro bel pistolone nella mano destra a far fuori questi gorilloni che sono molto più potenziati del solito. Infatti non se la cavano male con gli equipaggiamenti, sono molto ma molto ben equipaggiati. Infatti per farli fuori abbiamo solo un'occasione, di colpirli alla testa, fargli saltare il berrettino, perché inoltre all'interno di questo ufficio tutto l'ambiente è distruttibile. Attenzione. Bella. Ok, vediamo, gettiamoci a terra. Oh mio Dio, ci siamo rotti probabilmente il femore. Attenzione. A posto Max? Diamo un'occhiata. Guardate questo stronzetto. Abbiamo solo una bustina di aspirina, quindi da mangiarci, ma probabilmente non ci basterà. Vediamo se quest'altro lo possiamo uccidere. Ops. Spacchiamo il muro. Spaccati. Merda ragazzi, non c'è alcun modo per colpire lo stronzo. Wow, ce l'abbiamo fatta. Chissà come sono passati i colpi. Bene, nasconditi Max, alzati. Ok, se ne sta avvicinando un altro. Dobbiamo essere rapidi e precisi. Guardate, i colpi non riescono neanche a perforarli. L'unico problema qui sono le imboscate, possono beccarci di dietro. Vediamo se ce ne sono altri. Prendiamoci il nostro mitra qui a terra. Vedete lo stronzetto. Ma io dico, non potevi dare una pistolina al secchioncello che ci troviamo nell'altra stanza? Cioè dico io, Max, devi fare sempre tutto da solo. Guardate un po', siamo senza antidolorifici, senza niente. Vediamo, abbiamo solo l'ultimo, come possiamo dire. Ops, guardate che stronzata che abbiamo fatto. Nascondiamoci. Bella, vediamo se abbiamo qualcuno alla portata. Ecco il cappellino di quel pezzettino di merda. Salta, oh mio Dio, una granata! Vai Max, rimane l'ultimo pelatone là in basso. L'ultimo stronzo. Mi dispiace ragazzi, ma dobbiamo effettuare sempre questi saltelli, a meno che... Guardate come siamo combinati, abbassati! Lanciamoci nel vuoto. Merda. Bella, ce l'abbiamo fatta ragazzi, guardate un po' la nostra barra di salute. Dove siamo? Ancora in volo. Attenzione Max, non ho paura che spacchi il vetro. Ok, vediamo, ce ne sono altri? Ragazzi, ma come ho fatto? Guardate la mia barra della salute, mamma mia. Ricarichiamoci, vediamo se ci sono qualche... Ecco, c'è qualche pillolina di antidolorifico. Meno male che c'è sempre qualche drogato dentro questi uffici che utilizza sempre le pilloline. Ok, guardate un po' dei proiettiloni che abbiamo nel fucile. Prendilo Max, l'unica arma di artiglieria, chiamiamola artiglieria, che abbiamo. Chi è che ci ha chiamato? Ho sentito un Max. Diamo un'occhiata. Lo stronzetto, eccolo qui. Ah, però il nostro cervellone può esserci utile nei sistemi elettronici. Giusto, dai. Riavvialo. Sì, tranquilla. Intanto abbiamo 2 proiettili nel fegato, 2 nella milza. Chissà se ce ne abbiamo pure uno nel sederino. Pessima idea Max. Pessima idea lasciare solo quello stronzetto. Non si sa neanche allacciare le scarpe. Vediamo. Bah, probabilmente sa cosa fa. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Già, diamo la caccia a questo branco allora. Abbiamo riattivato il sistema di sicurezza, quindi sarà molto più difficile ai nostri ragazzoni entrare. Oh caspita Max, sempre che getta a terra questo fucile e per prenderlo addirittura fa tutta la scena. Allora, vediamo un po', non è il momento per il relax Max, eccolo lì. Your guys working on the security system now, sir? It just came on. Okay, good, then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy Guardate lo stronzone, pensa all'edificio. Non pensa che lo vogliono ammazzare. Infatti, bravo Max, sa come rispondere a questo stupido. Va, vattene dentro, va. Pezzo di merda. Qua noi rischiamo la vita e questo pensa all'edificio. Ma guardalo. Ok, facciamo un bel giro, adesso butta a terra l'arma. Adesso la riprendiamo. Bene, diamo un'occhiata. Allora, Fábricas Branco, construindo Brasil de la mano Juantos, salario de entrada, elevadores sanitarios. Elevadores, di qua ragazzi, l'ascensore. Bene. Allora, bagni delle donne, vediamo se c'è qualcuno qua dentro. Bello, si può entrare, antidolorifici. I'd woken up with a headache and it was only getting worse. Ci credo, Max.
Esamina le foto, vediamo. Graduation shots of Rodrigo, La Noir Time, Victor, ragazzi. Marcello, educated at rich kid 92, finishing schools all over 85. Europe. No wonder they had the common touch. Bene. Foto dell'annuario, ottimo. Qua dentro si può entrare? Sì, benissimo. Vediamo. Oh mio Dio, non mi dite che è la ragazza che stavamo cercando? Vediamo. No, 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 no. Was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Ah, meno male ragazzi che non è la nostra ragazza che stavamo cercando. Oh mio Dio, guardate questi stronzoni. Tutti pelati però ragazzi, guardate, ci stanno sparando merda. Che vuoi fare con una pistola, Max? Con una pistola contro una jeep, vediamo. A meno che non abbiamo lo stesso culo che abbiamo avuto su Battlefield. Al guidatore, oh mio Dio. Via Max, via. Ancora. Un furgone ragazzi. Siamo pieni. Via, 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 nasconditi. Bene, bravo Max. Bravo, hai fatto il tuo dovere. Però qua ci prendono di dietro, vediamo. Ecco, al solito butti il fucile. Brutto, stupido tiratore. Non riesco a leggere ragazzi, sceltissimo. Bene. Ok, ricarica, ricarica. Non vedo l'ora che Max si rasa i capelli ragazzi. Almeno ci uniamo alla massa. Tutti pelati. Sembriamo Rick James con questi capelli. Vediamo. Le pistole. L'uso e le pistole, Max. Bella. Vediamo un po' quest'altro pezzo di merda qui, che è Will Smith. Gettiamoci all'impazzata. Vai, Max. Bella. Ok, gettiamoci in avanti. Perfetto, un proiettile da ogni lato. Ah, ci siamo rotti la scapola, ragazzi. Vediamo. Oh mio Dio, l'artiglieria pesante. Chi è questo? Ma quello di Modern Warfare 2, ragazzi. Che è? Che gli sembriamo dei topi. Ci vuole disinfestare. Oddio, siamo completamente fuori di testa per affrontare un disinfestatore del genere. Praticamente ha in mano uno di quegli aggeggi che servono per disinfestare una qualsiasi stanza dai topi, ragazzi. Però ci ha scambiato per qualcosa che non siamo. Gettiamoci a terra. Questo qua macina di tutto. Via Max. Dietro questo, non so cosa sia ragazzi, che è un portacanne di bambù. Vediamo. Quanti colpi abbiamo? Non siamo messi tanto male. Dai Max, dai, dai. Se questa vicina ci vuole disinfestare e spara veleno da qualcosa. È tipo un Juggernaut ragazzi. Quegli stronzetti che non morivano mai. Vediamo se lo prendiamo intanto. L'abbiamo ammazzato. Crepa, pezzo di merda. Abbiamo terminato anche i colpi. Ok, la disinfestazione è terminata. Infatti. Vediamo, un altro fucile abbiamo preso, completamente diverso. Ah, gli abbiamo rubato l'arma da disinfestazione allo stronzo. Bene, vediamo un po' dove andare. Qui è chiuso. Che macello. E meno male che lo stronzo ci aveva detto non abbattere nulla. Mi sa che gli abbiamo distrutto l'edificio in tutta la sua integrità. Allora, questo deve essere un ascensore. Sì, che moderni questi ascensori però ragazzi. Non ha neanche una ferita Max, guardatelo, neanche un graffio. Vediamo. Ah, ti attendiamo l'ascensore. Entra, entra Max, ottimo. Ah, quello era tipo immortale, un Highlander, quello stronzone. Che fantastiche idee che ha Max, mamma mia ragazzi, il suo sogno. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Aia. Signor Bronco, open up. Ai Max, mi sa che l'hanno fatta a pezzi. Ce lo faranno ritrovare in una scatola qualche mese dopo. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Bene, bene, andiamo, vediamo se riusciamo a entrare dal tetto. Porta di sicurezza. Ok. Rodrigo, vediamo se c'è. Che bell'acquario per una casa completamente alla moda. No, il capo. Merda, l'hanno ammazzato, si stava facendo un solitario lì, stava giocando al poker. L'hanno ammazzato, peccato. E adesso? Vediamo un po' dove gli hanno sparato in testa, merda. Bene, diamo il vita alla modalità LA Noir. Vediamo che troviamo. C'è la lente di ingrandimento, Max? Un bottone. Si è aperta una saracinesca, vediamo. Guardate ragazzi, tutto questo per una donna. Mamma mia, abbiamo consumato non so quante munizioni, vita, soldi e oltretutto un'intera farmacia di... dove ci troviamo, non ricordo neanche il posto. Dove siamo? Dove siamo? In Brasile. Vediamo. Ah, ecco la ragazza, tutto per lei.
Vabbè, penso che ne vale la pena, eh? Fabiana. Even if the man who employed Oh, me was ragazzi, dead, c'è sempre his alla wife portata is di still out mano there. un 50 centilitri di alcol. Eccolo lì. E abbiamo bisogno dell'alcol come il latte materno. Guardate un po'. Addirittura cade la foto a terra per Taking a tenere in photo from mano the broken il fragments. coso lì, la Something bottigliona. wrong with my Oh mio Dio, una bomba, merda! Ci avevano messo la bomba nell'alcol. La bomba nell'alcol, perché vedete, sanno che lo stronzo di Max alza sempre il gomito, e questa volta ce l'hanno alzato loro il gomito. Guardate un po' dove ci hanno buttato. Vediamo. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke Allontaniamoci would've gotten che l'ossigeno sta finendo. Guardate come brucia qui intorno. E mi sa, amico mio, che non hai bisogno più dell'assicurazione per riparare tutto il tuo alloggio qui. Mi sa che è finito tutto. Andiamocene via, Max, dai. Lascia perdere qui. Ehi, ma io ti voglio portare via. Ah, scusami. Non mi dire che dobbiamo entrare là dentro. Io non ci entro. Ma non c'è altra strada, ragazzi. Vediamo. Oh mio Dio. Vuole entrare qua dentro. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to Le death. travi non reggono più ed ecco che la telecamera ci fa strada. Dobbiamo salire qua su. Bene, attenzione Max che può Look at scottare. me. I've Stupido. been contracted to protect Ha two le mani people. bioniche, ma One was è, being come held si in chiama? some hole. Max. The other was L'ho sitting scambiato at per his Iron Man. desk with a bullet in his Sì, che head, ci assomiglia and un po' a the Tony company that had Stark, its logo on my Magari paycheck si was levasse quelle melting on basette top of my così head. lunghe. Va, vediamo, alziamoci Max, avanti. Facciamoci altri 2 passi, dai, questa sofferenza sta finendo. Sì, lo so che fai puzza, If I non ti sei survived lavato this, it'd tutto be a questo tempo, e victory sì, for gross che incompetence. avrai sudato abbastanza lanciandoti qua e là. Vediamo, anti-fire. A mare siamo, ragazzi. The kid had Madonna, made it. il secchioncello l'hanno ammazzato, I had to ma make questo this stronzo non è corpse contro di looting noi. coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Disarmarlo, vediamo. Wow, una nuova modalità. Spariamogli in testa a questo stronzo, ce l'avevamo contro. Oh mio Dio, non mi dite che dobbiamo far fuoco e dobbiamo uccidere anche... No one would be rebooting con questo this inferno. system. Poor bastard. Povero bastardo, lasciamolo qua a terra. Mi dispiace, amico mio, ma non ce l'abbiamo fatta a salvarti. Avrà la merdina nei pantaloni di quanto sei spaventato. Suda, Max, poverino. Vediamo. Bene, ce ne sarà un altro. Ne ho visti 2, eccolo qua, il cappellone di merda. Perfetto. Vediamo, abbiamo una M, ecco, una 1911. Perfetto, mi ricordavo bene. Prendiamocene 2 però. Ehi, che cacchio fa Max? Oh mio Dio, ragazzi, che siamo morti. Non mi dite che non ho fatto nulla. È crollato il pavimento. Madonna mia, ragazzi. Rodrigo or not, Fabricast Bronco is falling apart quite literally. E ci credo. Andiamo, andiamo. Sembriamo, guardate che siamo forti con questa camminata. Quasi quasi metto la musichetta. Guardate che figo. Vediamo. Ok, diamo un'occhiata. Ormai non c'è bisogno neanche del codice. La serratura è andata. Sarà pieno di nemici perché abbiamo effettuato il salvataggio nel checkpoint. Ok. He had bullets in his gun. He should have shot himself and ended the pain. Madonna mia, ragazzi. Attenzione a questi tizzoni ardenti qua sotto. 3 merdosi. Oh merda. Nasconditi, Max. Ci hanno visto. Stronzo. Vediamo un po' come ammazzarli. Possiamo buttarci tutti in una volta. Dai, dai, dai. Buttiamoci, Max. Dai, buttati. Non ha neanche la forza di buttarsi. Vediamo. Forse sì. Possiamo solo alzarci e farli fuori in maniera molto più letterale. Mi sa che i loro giubbetti antiproiettili sono andati, perché i colpi adesso passano come niente. Eccolo qua, guardate un po' un colpo per ucciderlo. Bene, attenzione Max, dove vai? Bene, ci siamo divertiti abbastanza a fare i pompieri dentro questo fantastico locale ormai andato in pezzi. Mi sa che continueremo la nostra scampagnata spingendo l'armadietto all'interno del prossimo gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!